Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi ci poniamo una domanda e cercheremo anche di darci una risposta. Perché online è così diffuso il fenomeno del cheating, ossia vincere le partite con l'aiuto di un motore? Andiamo a scoprirlo. Il mondo degli scacchi è da sempre un mondo estremamente affascinante, si dice sempre che su una scacchiera c'è una lotta fra due menti e grazie ovviamente anche poi all'avvento dell'online e l'avvento così poi capillare di internet, il gioco degli scacchi ha avuto una svolta incredibile. Se prima per giocare potevi farlo con un tuo familiare, con un tuo amico, con un tuo collega o dovevi frequentare dei club di scacchi, oggi in realtà puoi giocare benissimo a scacchi da casa tua e sfidare potenzialmente giocatori da tutte le parti del mondo. Non solo, questo ha dato la possibilità di alzare tantissimo il livello medio dei giocatori, perché prima per esempio, come ti dicevo, dovevi per forza andare in un club di scacchi, magari in quel club di scacchi non c'era nessuno al tuo livello, quindi o sfidavi gente troppo più forte di te e non ti divertivi perché perdevi sempre e probabilmente imparavi poco e nulla, o affrontavi gente troppo più debole rispetto a te e vincevi sempre e non ti divertivi e probabilmente non imparavi nulla, mentre online invece puoi selezionare un range di giocatori di punteggio che hanno più o meno il tuo punteggio e dici accoppiami con giocatori della mia stessa forza, ed è lì che puoi fare centinaia e centinaia di partite veloci, lente, blitz, bullet, semilampo, tutto quello che vogliamo. Fare partite online è importantissimo, puoi fare delle partite di allenamento se ti stai per esempio esercitando su una determinata apertura, ma la domanda che sorge lecita talvolta vedendo il tuo avversario fare delle mosse spettacolari e in così poco tempo è: ma quell'avversario è davvero lui oppure si sta facendo aiutare da un'intelligenza artificiale? Eh sì, perché nel momento in cui ti fai affiancare da un motore, e oggi anche il più sfigato dei motori sarebbe in grado di battere il campione del mondo di scacchi, beh, c'è poco da fare, è un vantaggio competitivo fuori misura. Eppure per alcuni giocatori il sapore della vittoria ottenuto grazie all'aiuto di un motore scacchistico è comunque un sapore gustoso, e così facendo vai a manipolare l'esito della partita sapendo che andrà sempre in un'unica direzione, e credo che ci sia una sorta di gusto perverso nel vedere in qualche modo ingigantite le proprie abilità, come se il motore fosse un prolungamento della nostra mente, ma in realtà non è assolutamente così, perché facendo questo tipo di partite e vincendo in questo modo, se non vedere quel numerino che è un punteggio che online assolutamente non vale nulla, non impari veramente nulla di nuovo. Eppure c'è qualcuno che utilizza questo sistema truffaldino di giocare a scacchi con l'idea di migliorare. L'idea è: io ora vado a sfidare un giocatore umano, io utilizzo il motore, così vedo come il motore fa a brandelli il mio avversario e così facendo, secondo loro, io dovrei imparare qualcosa. In realtà non impari nulla, perché se non studi a scacchi, non studi le strutture pedonali, non studi le aperture, non studi i piani di gioco che stanno dietro le aperture e tanto altro, tutto quello che la teoria di scacchi offre, non imparerai mai nulla, perché non è la singola mossa che fa la differenza. Ok, talvolta ti capita il colpo tattico, ma per arrivare a quel colpo tattico quel pezzo deve essere posizionato sulla scacchiera in un determinato modo e ci deve arrivare tramite un ragionamento quel pezzo su quella determinata casella. Quindi non è la singola mossa che tu puoi apprendere, puoi imparare dal motore. Se il tuo livello soprattutto scacchistico è ancora basso e supponiamo tu non raggiunga nemmeno i 1000 punti, non hai minimamente la possibilità di capire le mosse suggerite dal motore. A tal proposito, piccola pubblicità: se vai sull'Accademia ho realizzato il corso di 16 ore su come arrivare a 1000 punti. Io, se fossi te, ci darei un'occhiata. Sappiamo che questo fenomeno è molto conosciuto, soprattutto nel gioco online, perché nel gioco reale è un pochettino più difficile. C'è stato il caso eclatante e mediatico di Niemann che aveva forse qualche auricolare nascosto in qualche parte del corpo che non si sa dove, che poi in realtà è tutto finito a tarallucce e vino, però se sapete è quasi impossibile nel gioco reale a tavolino barare. Si può andare magari in quei torneini, ripeto, sfigatissimi, della provincia più sfigatissima, dove l'arbitro magari anziché fare l'arbitro è lì che si mangia il popcorn, tu vai in bagno, guardi il telefono, però ancora una volta forse puoi fare questo trucchettino una volta in tutta la partita. Il fenomeno veramente grave è online.
Non sto giustificando, ecco, che poi le parole vengono travisate, è da condannare ogni tipo di voglia di imbrogliare, se tu ti organizzi per imbrogliare, via, via, cancelliamo tutto. Ma il vero problema è online, perché hai uno schermo, non hai di fronte il tuo avversario, non lo puoi vedere, non sai che cosa sta facendo, quando sta ragionando, che cosa sta facendo, sta ragionando o forse si trova in difficoltà e sta attivando il motore. Cioè, questo è il vero problema, il fenomeno del cheating. E oggi le due piattaforme più importanti per giocare a scacchi, chess.com e lichess.org, cercano di combattere questo fenomeno con tutti i propri mezzi. E talvolta ti sarà sicuramente capitato che ti arriva una notifica dal sito che ti dice: guarda, ti abbiamo restituito tot punti perché abbiamo trovato il tuo avversario che nelle ultime 3 partite che ha fatto con te ha utilizzato i motori, quindi ti ridiamo i punti che hai perso perché non stavi giocando contro di lui ma stavi giocando contro un motore. Ma il vero e enorme problema è che questo fenomeno online non si può fermare. Te lo dico, chi viene beccato a fare utilizzo di motori è perché copia pari le mosse del motore, la prima scelta di un motore. Ma se solo tu per esempio hai 4 motori diversi, che ne so, Ribka, Stockfish, Fritz e Shredder, per dire, ne hai 4, scegli la prima mossa di questo, la terza mossa di questo, la quarta mossa di questo, la quinta di quell'altro, la quarta scelta di questo, nessuno ti troverà mai. Ora, il mio non è assolutamente uno spingere a fare questo tipo di soluzione, che tra l'altro mi è venuta in mente adesso, quindi riconoscetemi anche la genialità. Scherzi a parte. Il problema è che veramente non si può fare. Ora, ripeto, chi viene trovato a truffare perché ingenuamente ha un motore, sceglie sempre la prima mossa, magari risponde sempre con il solito ritardo, no? 5 secondi di ritardo, 5 secondi di ritardo, quindi hai una serie di fattori che possono facilmente far capire se hai truffato o no, ma se uno cerca di truffare in maniera intelligente è impossibile da beccare. Possono dire tutto quello che vogliono, abbiamo sviluppato i migliori sistemi anti-cheating, non si può, anche perché veramente a scacchi magari tu puoi fare tutta la partita per cavoli tuoi, ti bastano 2 mosse nei momenti critici fatte dal motore e tu vinci. Quindi è veramente impossibile eliminare questo neo enorme che c'è purtroppo nel gioco online. Dunque, se ora proviamo a tirare le somme, che cosa cerchiamo di capire? Perché una persona dovrebbe barare a scacchi? Perché dovrebbe utilizzare i motori? Come abbiamo già detto prima, c'è qualcuno che pensa di farlo imparando. In realtà non si impara nulla perché, come abbiamo già detto, non hai le conoscenze per capire che cosa sta facendo il motore. Altra cosa molto importante, qualcuno lo fa per dire agli amici: guarda, ho superato i 1000 punti, guarda, sono arrivato a 1500 punti, guarda, ho superato i 2000 punti. Benissimo, sappi che quei punti non valgono nulla. Cioè, se tu pensavi di diventare qualcuno, di diventare un maestro di scacchi se supero i 2200 punti online, mi dispiace deluderti, ma non succede assolutamente nulla. Puoi arrivare a 2005, puoi arrivare a sfidare Carlsen online? Probabilmente sì, puoi anche battere Carlsen, sicuramente lo batti con l'aiuto del motore. Bene, hai battuto Carlsen, sei convinto, sei soddisfatto, puoi dormire bene ora la notte, non c'è se una persona è sana di mente non c'è alcuna spiegazione, alcun motivo valido per utilizzare il motore, se non vedere quel numerino che rappresenta il potenziale punteggio e la potenziale forza di gioco aumentare. Chiaro che tu vedi il numerino che aumenta e dici: ah, guarda, sono diventato più bravo, e ti dai da solo la pacca sulla spalla, ma noi sappiamo che è un meccanismo malato che in realtà non ti porta da nessuna parte. Molte persone hanno più account, sono stati bannati con degli account e ne hanno creati gli altri. Una proposta che forse l'avevo già letta in qualche commento, che secondo me potrebbe essere interessante, è: ti iscrivi su un sito per giocare online, ti iscrivi su un sito serio, bene, tuo nome e cognome, non nickname, fotocopia della carta d'identità, codice fiscale, numero di telefono, buttaci dentro tutti i tuoi dati e alla prima cazzata che fai sei escluso per sempre a vita da tutti i siti agonistici per giocare a scacchi. Ok? E buttiamo nel cestino tutta la nostra privacy? Regaliamo i nostri dati alle big company americane? Sì, se non hai nulla da temere va benissimo così, tanto ormai
i nostri dati ce li hanno ovunque, anche se tu nelle solite spunte, no, non voglio essere contattato, no, non voglio accettare, ti contattano, vendono e rivendono i tuoi dati, quindi c'è una roba che non si può fermare in nessun modo. Perciò, che si fa, ragazzi? Proponete delle soluzioni qui sotto tramite dei commenti, sarò felicissimo di leggerle e di rispondere. Per coloro che invece hanno magari avuto qualche volta, no, questo, c'è il diavoletto e l'angioletto, il diavoletto che dice dai, utilizza il motore in questa partita, non ti becca nessuno. Ecco, io consiglio veramente di fare un percorso di miglioramento scacchistico, perché quando ci metti lo studio, la fatica, e arrivano ovviamente anche i momenti di down, ma quando arrivano i momenti di up e vedi i miglioramenti e inizi a vincere tu, non vince il motore, inizi a vincere tu, le soddisfazioni che hai valgono per 20, perché sei stato tu con la tua mente, con le tue strategie ad aver battuto il tuo avversario, e quello vale molto di più. Noi all'interno della Matto Scacco Academy abbiamo videocorsi, abbiamo libri, abbiamo scacchiere dove poter studiare, tanta roba. Se uno vuole il modo per studiare e migliorare ce l'ha, se uno non vuole trova sempre mille scuse. Bene ragazzi, grazie per aver visto tutto il video fino a qui, fatemi sapere con un commento qui sotto e ci aggiorniamo. Ciao!